Consigliere Lendini, qual è il motivo di questo scontro politico, se c'è? Ovviamente il Consiglio Comunale ha voluto lanciare un segnale forte e politico a questa amministrazione, per una serie di cose. È un anno e mezzo che noi in Consiglio abbiamo cercato di dare una mano all'amministrazione, ma spesso l'amministrazione si mette di traverso nei confronti dello stesso Consiglio e dopo un anno e mezzo ci siamo stancati di non poter collaborare assieme all'amministrazione per il bene del Paese. È ovvio che le cose non vanno, sotto gli occhi di tutti Favara è diventato un colabrodo. Non più tardi di ieri ci è arrivata la proposta per le nuove tariffe Tari, dove ci sono almeno circa 140.000 euro di aumento. Quando l'anno scorso in Consiglio Comunale abbiamo votato il PEF, eravamo stati rassicurati dal sindaco che era solo una somma previsionale e che in quest'anno si sarebbe fatto di tutto per abbassare i costi della spazzatura. Per un servizio che funziona male, non è possibile che l'inefficienza del servizio, meno è inefficiente il servizio, più dobbiamo pagare. Scontro politico finalizzato a che cosa? A un maggiore coinvolgimento del Consiglio Comunale o, come pensa qualcuno, anche a una rimodulazione politica dell'amministrazione? Peppe, innanzitutto secondo me non è necessaria una rimodulazione politica dell'amministrazione. La necessità è che questo sindaco si apra al Consiglio Comunale e alle forze buone della città. Quindi non solo ai partiti politici, io mi riferisco anche all'esterno, ad imprenditori, a chiunque possa realmente dare una mano per far crescere questo Paese. Lo scontro continuerà o vedi all'orizzonte dei motivi di unione? Non vedo motivi di unione, anche perché il sindaco ieri ha postato un post su Facebook dove cerca la rottura e non certo la collaborazione né con il Consiglio né con i partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale. E qual è allora la soluzione? A oggi è difficile capire o pensare quello che può succedere domani. Spero che il sindaco si ravveda e che in uno spirito di collaborazione, mi ripeto, con il Consiglio Comunale, con le forze politiche presenti all'interno del Consiglio e con le forze buone della città che vogliono collaborare a far crescere questo Paese e renderlo più vivibile.